35esima edizione della festa di primavera. Tra fiori, spazi dedicati agli sposi, banchetti e divertimento, quest'anno una novità dedicata ai bambini. Vediamo. Mercoledì 25 aprile si è svolta la 35esima festa di primavera a San Donà di Piave. La giornata è cominciata con la celebrazione del 67esimo anniversario della liberazione. L'alzabandiera, accompagnato dall'inno di Mameli, è stato seguito da un corteo di associazioni partigiane e combattentistiche e dalla deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti. Come avete celebrato questa giornata? Ma abbiamo colto questa occasione di questo ricordo della storia per fare un confronto con quanto sta succedendo in questo momento e quindi un paese che 67 anni fa ha cercato di rinascere uscendo da una situazione di disperazione sotto tutti i profili, economico, sociale, morale, e una situazione di oggi che la crisi sta generando quello stesso stato d'animo che si provava 67 anni fa. Credo che questi momenti della storia debbano servire per fare delle comparazioni e per imparare qualche cosa. Lungo le vie del centro, come da tradizione, si è tenuta la festa dei fiori. Presente anche Sposa in Fiore lungo l'isola pedonale di Corso Trentin, con l'esposizione di torte, abiti, album fotografici e catering per il giorno del matrimonio. Innanzitutto la nostra di Sposa in Fiore è la terza edizione e grazie proprio alla solita riuscita della festa di primavera, la 35esima occasione quest'anno, diciamo, il tempo ci ha aiutato, sicuramente sarà un risultato positivo. Esponiamo prodotti che riguardano il giorno del matrimonio, il giorno della sposa. Quindi fiori, torte, abiti, questo genere di cose? Abiti da sposa, poi abbiamo il ristorante per le location, le bomboniere, i confetti, i fiori, di tutto, perché per il giorno del matrimonio, il giorno della sposa, qualsiasi cosa ci può star bene, visto che è un giorno sicuramente importante. Per i bambini, durante il pomeriggio, numerose attività ludiche al parco fluviale e qualche particolare iniziativa organizzata dalla Proloco di San Donà, come la Fortaiada. Inoltre le fattorie didattiche per i più piccoli, organizzate dall'Agriturismo I Laghetti, manifestazioni che hanno riscosso molto successo e numerose sono state le partecipazioni dei cittadini.